Allora, ritorniamo insieme, stiamo parlando di situazioni finalmente in positivo, cioè da un lato viene un po' così la tristezza di dire caspita se non fai queste domande non ti arrivano i soldi, però quando si sente che si recuperano dei soldi parliamo in positivo con lo SPCGL di cose che si sono ottenute, con tutte quelle che state lottando per ottenere, queste sono cose positive. Andiamo da Bigoni, andiamo da Rovigo e parliamo di assegno al nucleo familiare su reversibilità. Che cos'è? Di che cosa si è trattato? Qual è il caso? Allora, noi controlliamo centinaia di pensioni attraverso quel modello che si chiama OBSM, che è il certificato di pensione sostanzialmente. Ovviamente non tutte, in tutti i controlli riscontriamo dei diritti inespressi o delle prestazioni, come le chiama l'INPS, legate al reddito, perché fortunatamente sono corretti e quindi bene. Certo. Poi abbiamo anche dei casi dove non si passa direttamente attraverso il controllo di questo modello, ma come in questo caso è venuta la figlia di questa signora pensionata, novantenne, Novantenne, ce lo siamo vedova, scrivendo. il marito era un dipendente dell'Enel, È bello che abbia detto che è venuta la figlia, come raccontava con un'amica, perché può essere perché delegata anche ai la mamma figli. aveva già riconosciuto l'invalidità. L'invalidità può essere riconosciuta al 100% con o senza l'indennità economica di accompagnamento, la cosiddetta pensione d'accompagnamento, pensione Sì. di invalidità. Comunque il diritto, indipendentemente appunto dall'assegno se c'è o non c'è, se viene riconosciuto il 100%, il diritto al cosiddetto assegno familiare comunque sussiste. Quindi è venuta la figlia con il certificato medico da noi, perché facciamo anche questo tipo di attività, il certificato medico, tutta la documentazione che gli abbiamo detto che serve per fare la domanda di aggravamento per la mamma. Nel momento in cui noi abbiamo raccolto la pensione, alla quale fra l'altro va anche allegato il precedente verbale dell'invalidità già riconosciuto, abbiamo visto che aveva comunque il 100% e quindi ci siamo posti il problema di andare a verificare se c'era un diritto precedente da rivendicare. Certo. E appunto fatto questo tipo di attività, lei aveva il 100%, il marito che era deceduto anni prima era un dipendente dell'Enel e quindi abbiamo scoperto che aveva diritto a questo assegno che precedentemente era già stato anche trattato, ma ritorna, è uno, come si dice, è uno dei diritti inespressi che più scopriamo. Questo assegno scattava il diritto, sono 52 euro, 91,59, ma 52 euro, circa 53 al mese, e abbiamo recuperato i 5 anni di arretrato, 60 mensilità, che moltiplicato per 52 dà l'importo degli arretrati, e la messa in pagamento per i mesi a venire che questa signora avrà sulla sua pensione. Fra l'altro abbiamo anche avviato con questa persona, che questo rientra anche nella nostra attività, che non è solo sempre specifica rispetto a somme o importi, ed è l'attività del cosiddetto sportello sociale che noi abbiamo, nel senso che alle persone particolarmente fragili, come in questo caso, 100%, 90 anni, che deve fare una domanda di, come si dice, di invalidità, di aggravamento, è ovvio che va seguita in un modo diverso rispetto agli altri. Noi con questo sportello sociale, che cosa facciamo? Ci prendiamo in carico la persona fragile, la accompagniamo per tutto il periodo, il percorso che ha dal momento in cui fa la domanda a quando gli verrà riconosciuta l'invalidità, gli consigliamo di fare tutti i passaggi che sono necessari per avere non solo l'assegno familiare, ma che viene volgarmente detto assegno di cura, che sarebbe l'impegnativa di cura domiciliare, che sono degli importi erogati a sostegno delle persone Certo. che hanno questo tipo di fragilità, li aiutiamo quando hanno il diritto, alla esenzione dell'IVA sulle auto per gli invalidi, oppure come fare per avere il tesserino per il parcheggio degli invalidi, Ah, quindi fate tutto esatto, questo lo fa lo SPI. oppure ancora per quanto riguarda il fatto di avere esenzioni da ticket, eccetera. Quindi ci prendiamo in carico la persona, questo sportello sociale dove abbiamo i nostri collaboratori che sono Certo. specifici per questo tipo di tematica, gli passiamo
li passiamo in brutto termine, Conosciamo, facciamo certo. conoscere la persona, se la prendono in carico e la seguono dall'inizio alla fine. Noi abbiamo scoperto l'assegno, bene, ma poi altre prestazioni ci sono che vengono seguite dallo sportello sociale, quindi in questa integrazione facciamo questo Caspita, tipo non di è cosa di attività. poco conto, anche È perché una non è cosa molto facile farlo, importante. infatti. Volevo chiedere, visto che adesso passo la parola alla nostra segretaria di Padova, che è stata nell'Inca, tra l'altro, proprio per precisare, perché giustamente tante volte anche noi andiamo in confusione, ma anche i nostri telespettatori. Questa parte previdenziale la fa l'Inca, la fa il patronato? Perché che cosa fa l'Inca? Due parole. Allora, quando parliamo di diritti inespressi, diciamo che appunto noi facciamo una verifica, come diceva Celeste, no? La presa in carico della persona che si rivolge a noi e la seguiamo, diciamo, facciamo un'analisi della sua posizione. Poi lo SPI non ha, diciamo, gli strumenti informatici per poter inoltrare le domande, per cui si avvale dell'Inca, che collabora in stretta attività, per poi inviare le richieste all'INPS, perché sono delle vere e proprie istanze che vanno inviate e poi l'INPS le dovrà elaborare in base ai dati che noi abbiamo raccolto. Quindi c'è una stretta collaborazione tra SPI e patronato, perché l'uno è a supporto dell'altro, uno per la parte tecnica e l'altro invece per la parte di consulenza e di avvicinamento poi ai Assolutamente, questo era importante perché, puoi chiedere a lei segretario, giustamente alcuni dicono ma se io ho il mio commercialista che mi segue e gli dico guarda che possiamo chiedere qualche cosa in più, non sempre, visto che c'è questa integrazione, visto che ci saranno degli algoritmi, c'è tutta una serie di un'attività che deve essere anche consolidata nel tempo, come diceva prima anche Maria Pestorello, col segretario, a mano a volte si fanno i conti, non è che tutti possono farlo, bisogna assolutamente no. Allora, adesso senza entrare in dettagli, però lo SPI da qualche anno a questa parte, lo SPI e gli altri pensionati e gli altri sindacati dei pensionati hanno fatto un accordo con l'INPS che consente a un certo numero di delegati dello SPI di accedere presso la banca dati dell'INPS e verificare la posizione di quel pensionato, ed è una convenzione. L'Inca ha un'altra convenzione molto più antica rispetto a quella di cui parliamo noi, che consente di avviare le procedure. E quindi non è quindi diciamo c'è lo SPI che verifica il dato, lì dove appunto c'è la necessità di diciamo, aprire un'azione nei confronti dell'INPS, questo lo fa il patronato in forza di una convenzione antica che esiste, tra i patronati e l'INPS. Non è una precisazione proprio per far capire l'attività che non è facile. Torniamo a lei Franceschini, raccontiamo di questo caso di integrazione al trattamento minimo, ovvero? Allora prima abbiamo visto un caso di maggiorazione sociale su un assegno. Adesso invece di integrazione al trattamento minimo stiamo parlando di pensioni derivanti appunto da contributi versati. Però non sempre, pur lavorando diversi anni, Maria prima l'ha detto, ci vuole per chi ha contributi prima del 1995 almeno 20 anni. Una posizione con almeno 20 anni di anzianità contributiva, però molto spesso, pur avendo lavorato, la pensione non arriva ad un importo che è cosiddetto minimo, che viene stabilito ogni anno in base appunto alle condizioni economiche del paese. Comunque c'è un trattamento minimo sotto il quale non è possibile andare se i redditi familiari sono al di sotto di un certo importo. Quindi tenendo sempre in considerazione gli altri redditi, se una persona è in possesso anche di redditi diversi dalla pensione e poi tenendo conto appunto del nucleo, quando parliamo di nucleo non si intende l'intero nucleo familiare ma quelli del coniuge, i redditi del coniuge. Ecco. Tenendo conto di tutti questi elementi, se la pensione non arriva a quell'importo minimo che adesso è commisurato a 603 euro, è possibile integrarlo. Quindi se la mia pensione a calcolo è al di sotto di questo importo e il complessivo analisi dei redditi mi consente di fare un'integrazione, può essere parziale o totale ovviamente, però mi può portare ad avere minimo quell'importo lì. Perfetto. Quindi
è un ulteriore sostegno alle pensioni basse, anche se continuiamo a parlare Certo. di importi che... Comunque arretrati per 12.559 euro più 295 euro Anche al mese, l'integrazione quindi al non è cosa di trattamento poco minimo conto. dà diritto al riconoscimento degli arretrati, quindi nel momento in cui si fa la domanda poi si retrocede di 5 anni nella E se verifica sono dei redditi e se ci sono le condizioni reddituali vengono riconosciuti, oltre che all'aumento mensile della pensione, anche un arretrato. In questo Perfetto. caso importante perché vediamo il 12.000 nostro caso è euro. stato... Esatto. Maria Pistorello, un altro caso, parliamo invece di maggiorazione sociale e di incremento, andiamo verso la fine della trasmissione, Sì. quindi andiamo... Ecco, in questo caso la pensionata aveva una pensione integrata al trattamento minimo, non aveva nient'altro, è venuta da noi, abbiamo sempre fatto il controllo. In questi casi qua noi invitiamo sempre il pensionato a fare il controllo, perché lo dicevamo proprio bene, lo dicevano anche gli altri interventi. Qui stiamo parlando di pensioni medio-basse, non stiamo parlando Certo, di pensioni sì, sì, alte. quindi... Infatti ci sono dei limiti di reddito sia individuali che coniugali entro i quali rimanere dentro, ma nel caso di questa signora qua ci siamo resi conto che poteva avere l'arretrato, la maggiorazione sociale della pensione e anche l'incremento, quindi la sua pensione dai 603 euro che prendeva, scusate, è andata fino a 740 Più euro 132 circa euro al mese, al mese, esatto. Ha incrementato la propria pensione di 132 euro al mese e ha preso anche gli arretrati, 8.600 euro di arretrati. No, è poca cosa. E questo è stato un bella bel risultato. soddisfazione. Lo ricordo, quando una persona ha una pensione integrata al trattamento minimo, quindi ai 600 euro, venga a fare il controllo, perché potrebbe essere che ha diritto a o maggiorazione incremento, insomma, dopo dipende dall'età anche che ha la Certo. persona. Importantissimo quanto ha detto Maria Pistorello. Sentiamo cos'altro ci racconta invece la segretaria Franceschini per la concessione del trattamento di famiglia, anche qui una donna molto anziana. Esatto, una donna molto anziana, ben 98 anni, anche lei in una condizione di invalidità, quindi titolare di una pensione di reversibilità. Abbiamo visto che un po' è quel tipo di prestazione che non viene richiesta in automatico, quindi molte persone si trovano ad essere in questa condizione da moltissimi anni senza la consapevolezza di poterne avere il diritto, perché il caso è analogo a quanto prima esposto da Certo. Celeste, però vediamo che è proprio quel tipo di prestazione che più sfugge alle persone. Nel momento in cui si diventa invalidi, perché l'invalidità poi può subentrare in età avanzata, non sempre, insomma, no, quindi si è titolari sì. di una pensione di reversibilità magari già da diversi anni, però nel momento in cui si è anche invalidi, appunto c'è la possibilità di chiedere questo assegno per se stesso, e per cui ci troviamo anche a persone che hanno un'età elevata, diamo la possibilità appunto di recuperare questo importo. Ecco, E quindi gli arretrati sono 3.227 euro che avete recuperato, Esatto. con 52 euro, quasi 53 euro al preciso. mese. Posso precisare Sì. una cosa? Che questo tipo però di assegno viene riconosciuto a chi ha una pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo, come coltivatore Però- diretto, oppure- artigiano o commerciante. Però d'abbondanza è meglio in ogni caso andare a chiedere. Certo, è sempre Non si sa meglio fare mai. una verifica perché magari ha diritto a qualcos'altro, Esatto. magari un'integrazione al trattamento minimo. Assolutamente sì. Andiamo all'ultimo caso, passiamo adesso invece nuovamente alla zona di Rovigo, assegna al nucleo familiare 14ª, di che cosa si tratta? Si tratta di un pensionato con una moglie a carico, quindi l'unico reddito familiare è la pensione di questo pensionato, che nel momento in cui abbiamo fatto il controllo era di 1.066 euro netti, quindi stiamo parlando di 1.185 euro lordi.
non avevano nessun altro tipo di reddito, nemmeno la casa di proprietà perché erano in affitto, e quindi l'unico reddito che era questo che gli faceva scattare questi diritti. Nel corso del 77 anni, quindi era già da un po' che era in pensione, quindi torniamo al famoso discorso che è indispensabile farsi controllare la pensione quasi subito dopo, perché era da un bel po' di anni che era in pensione, precisamente 10, perché c'è andato con i 67 anni, ed aveva diritto all'assegno familiare perché lui e il coniuge non si raggiungeva un determinato livello di reddito e quindi aveva diritto all'assegno familiare. Non c'erano fortunatamente per loro nessun invalido in famiglia e quindi l'importo, quello di 46,48 € è l'importo massimo che si può avere in queste situazioni, e poi aveva diritto ovviamente anche alla 14ª, perché il reddito familiare corrispondeva anche col reddito individuale in questo caso, e quindi aveva diritto ai 5 anni di arretrato di assegni familiari, 46 e 48, che hanno portato 4.887 € complessivamente sono 4.887, più di cui 504 2.870 di assegni familiari, e 2016, adesso vado mal contato, di arretrati della 14ª. Messi assieme, perché abbiamo fatto un'unica pratica, sono 4.880 €. Quindi è stato contento. Vale la pena spendere un minuto su questa persona qua. Questa persona è partito nel 2020, aveva una pensione nel 2022, quindi non tanti anni fa, di 1.040 €. Pagava 770 € di tasse in un anno. Nel 2025 quei 1.040, a seguito della rivalutazione delle pensioni, che sarebbe l'adeguamento al costo della vita, non sono aumenti, sono adeguamenti e non sempre pari al 100%, è arrivato a 1.194 lordi, e netti sono 1.072, che sono quelli che abbiamo verificato. Purtroppo lui è passato dai 772 € che pagava di IRPEF nel 2022 ai 1.379 che pagherà nel 2025. Solo questo per effetto dell'aumento del costo della vita e dell'adeguamento al costo della vita, quindi non di aumenti parliamo di adeguamenti che vengono tassati, e quei 46 € gli saranno appena serviti per recuperare le maggiori tasse che lui paga, visto che le tasse non aumentano. E forse sarebbe anche ora che si pensasse, secondo me, a pensare a ripristinare il famoso fiscal drag, si chiama tecnicamente, che sarebbe la non tassazione degli importi legati all'aumento del costo della vita, che servono per mantenere inalterato il potere d'acquisto. Se no il nostro potere d'acquisto finisce per terra. Finisce come siamo oggi. Esatto, e anche peggio. Allora grazie anche a lei segretario Celeste Bigoni, segretario SPCGL di Rovigo, grazie a Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, Maria Pistorello, segretaria SPCGL di Vicenza, e naturalmente Massimo Cestario, SPCGL del Veneto. Una battuta di chiusura velocissima? Velocissima, oggi qui noi abbiamo avuto i rappresentanti di Rovigo, di Vicenza e di Padova, ma è bene che si sappia che trovate analoghe competenze, analoghe disponibilità a Treviso, a Venezia, a Verona e a Belluno, cioè noi siamo presenti in tutte le province del Veneto e naturalmente con tanti delegati volontari e professionisti che sono in grado di dare le risposte ai pensionati. Se una persona che ci sente e ci segue, come è successo, quindi noi leggiamo tutte quante le vostre istanze, le vostre mail, è da fuori regione, da un'altra parte d'Italia, può interpellare il Veneto, lo SPCGL del Veneto, iscrivendosi allo SPI? Un consiglio glielo diamo, naturalmente però chiedendo di rivolgersi alla sede, alla struttura, ma perché poi c'è una pratica INCA
che la fa Territoriale. quel territorio lì, cioè Territoriale. l'Inca del Veneto non può diciamo, lavorare una pratica di un Però comunque pensionato. chiedere un parere è sempre, Questo assolutamente è sempre sì. possibile. Grazie anche a lei, sì. segretario. Allora, cari telespettatori, detto questo, fate le vostre considerazioni e riflessioni, non esitate, andate, prendete un appuntamento, fate controllare la vostra pensione. Grazie ai nostri esperti, ai nostri ospiti, a voi lascio alla pubblicità, noi ci rivediamo dopo, la trasmissione continua.